Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della legge dell'ottonario, così da proseguire la panoramica sulle leggi della magia, le leggi che ci sono giunte tramite l'immensa, straordinaria conoscenza di Ermete Trismegisto e la sua tavola di smeraldo. Dunque abbiamo questo assunto. Da questa sorgente usciranno innumerevoli adattamenti, il cui mezzo si trova qui indicato. Allora, è una formula, una legge espressa su due righe. Alla legge dell'ottonario ci saremmo aspettati 8 righe o 2 quartine in un certo senso, ma resta comunque il fatto che abbiamo, per raggiungere il numero 8, abbiamo diciamo due forme quadrate, due quadrati. Dunque ognuna di queste righe rappresenta un quadrato che, se noi sovrapponiamo, ci porta a questa forma. Dunque dovete immaginare che la legge dell'ottonario è rappresentata da questa forma. L'avrete sicuramente vista a livello simbolico in giro ed è né più né meno che una manifestazione di questa legge. Questo perché abbiamo capito che tutto ciò che è creato corrisponde a questo, che è la triade a cui viene aggiunto quella forza generatrice. Ok, dunque giungiamo al quadrato. L'ottonario cosa ci spiega? Che tutto ciò che è creato si fonda sull'equilibrio di due cose, di due parti. Perché la creazione può essere raggiunta soltanto quando i due opposti vengono armonizzati fra loro, ed ecco che abbiamo la possibilità di porre in equilibrio e di concretizzare in modo armonioso le nostre creazioni. Ma veniamo al significato di questa legge. Abbiamo detto: da questa sorgente usciranno innumerevoli adattamenti. La sorgente, per tutti, per gli esoteristi, per i ricercatori, è sempre la fonte prima, è l'origine. Possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo il creatore. Ecco la sorgente, ed è appunto, si intende questa origine una, la scaturigine di ogni cosa. Questa sorgente da cui usciranno innumerevoli adattamenti. Attenzione, non ci sta dicendo, con il termine adattamenti, non ci sta dicendo che la sorgente sta creando delle forme, sta dicendo la sorgente emanerà qualcosa che si adatterà. Prendiamo l'acqua, che credo che sia l'esempio più immediato e più tangibile e visibile di quello che è questa sorgente, no? Per tanti motivi. Primo, perché la parola sorgente ci riporta al concetto proprio di un qualcosa che scaturisce, no? Non per niente le sorgenti d'acqua, cioè l'input, l'uscita, il primo getto di acqua che emerge non so, da una roccia o dal fianco di una montagna, ecco che abbiamo appunto questa sorgente, questa origine. Dunque l'acqua è perfettamente calzante come esempio in questo caso. Cosa fa l'acqua? Nella sua massima plasmabilità e capacità di adattamento si plasma e si forma e assume ogni forma in base al recipiente che la contiene. Cosa capiamo dunque da questo esempio? Che la sorgente è una ed è sempre lei ad assumere ogni forma e a prendere ogni dimensione, ogni struttura, e comunque sempre una parte emanata dalla sorgente, dall'uno.
Ok, questa consapevolezza, questa intuizione, questa riflessione che ci porta la legge dell'ottonario ci fa capire anche come eh, tutto assuma una forma sulla base di una volontà o di uno stato di coscienza. È pur vero che la sorgente assume una forma, ma è pur vero che a un certo momento questa sorgente deve aver creato le forme dentro cui poi viene contenuta. Riprendiamo così in questo modo anche l'immagine dell'albero cabalistico, l'albero della vita, delle Sefirot, e da cui possiamo osservare che un'origine, una luce primordiale, una luce che proviene dai regni superiori, discende attraverso le Clifot, scusate, attraverso le Sefirot e ne prende forma. E attraverso l'una e l'altra discende fino a Malkut il regno, ovviamente colorandosi di volta in volta con i nuovi input che riceve mano a mano che attraversa le varie Sefirot. Abbiamo quindi un'immagine molto importante di come la forma sia una, la sorgente sia una, la forma originale sia una, ma si adatti a tutte le altre forme, sulla base appunto di un disegno originale. E la legge dell'ottonario dice ancora, il cui mezzo si trova qui indicato, vale a dire che il modo in cui viene creato il mondo che noi conosciamo è appunto attraverso l'adattamento. Allora, cosa vuol dire questo adattamento? Abbiamo detto, l'adattamento è l'adattamento della cosa unica a tutte le forme. È un continuo divenire, dunque, in nuove forme e nuovi adattamenti. Anche il DNA funziona nella stessa maniera. Qualsiasi cosa intorno a noi funziona nella stessa maniera, che sia più o meno visibile o no. E queste cose, proprio perché vi è una similitudine dovuta alla loro origine comune, hanno un legame tra loro e un reciproco rapporto. Dunque tutto è strettamente relazionato, tutto è una connessione, poiché la sorgente è comune a tutto. Questo permette infatti in magia di utilizzare per analogia appunto dei feticci oppure così come nella radionica e nella radiestesia possiamo usare dei testimoni su cui agire a distanza, proprio perché quel testimone, così come in magia, così come in radionica, riporta per assonanza e per somiglianza all'originale. Ecco che ci si apre tutta una serie di considerazioni. Se vi è assonanza fra tutte le cose, dunque vi è anche fra i pianeti e l'essere umano. Ecco che l'astrologia diventa fondamentale per capire come siamo influenzati da queste forze astrali che comunque determinano o comunque inclinano moltissime cose nella nostra vita. Non solo, arrivano a determinare addirittura delle tipologie fisiche nell'ambito umano e della fisionomica. Non solo, arrivano a scrivere fin dentro il DNA e in ultima analisi rilasciano dei segni molto particolari. E sempre per la legge dell'assonanza, tutte le forme che appartengono al nostro corpo, così come pure le linee della mano, servono a leggere queste cose, questi segni che abbiamo e a dare a noi la possibilità di trovare e identificare delle risposte. Ecco che dunque la chiromanzia assume una nuova luce molto importante, non è
una buffonata zingaresca, ma è qualcosa che, se studiato seriamente, ci parla per analogia di cose più grandi e che lavorano attraverso di noi, per nostro mezzo. Noi siamo un tramite. Così come qualsiasi cosa noi vogliamo ottenere, dobbiamo considerare di usare dei tramiti. Non possiamo agire direttamente sulla cosa, ma sempre per mezzo di qualcosa su una cosa. Pensiamo anche solo a quando mangiamo cibo, comunque agiamo non direttamente sul cibo, ma per mezzo, lo prepariamo per il mezzo di qualche utensile, lo mangiamo, anche se lo mangiassimo con le mani, il mezzo sarebbero le mani. Cosa voglio dire dunque? È importantissimo approfondire le conoscenze, imparare dall'astrologia, imparare dalla chiromanzia, imparare per esempio in magia l'esistenza di determinate tavole che ci permettono di riconoscere quali sono per esempio i metalli o le parti del corpo associate a determinati dominatori planetari, i giorni, i profumi, e tutte queste indicazioni saranno estremamente importanti nel momento in cui andiamo a ritualizzare. Anche la presenza di determinate forze che poi sono state catalogate o rese note attraverso nomi come intelligenze, come angeli, come geni, hanno appunto una loro analogia per il tramite del nome. Il nome infatti è importantissimo, dunque noi usiamo in magia parole, gesti e simboli. E questo è importantissimo, sono argomenti che dobbiamo assolutamente approfondire proprio perché per il tramite di queste tre leve noi possiamo rendere concreti i pensieri anche più fantasiosi. Sempre perché conoscendo le leggi, conoscendo il modo di sfruttare al meglio le influenze planetarie, possiamo metterle a frutto. Vi ringrazio dunque. Aggiungo un'ultima cosa. In quanto a questo, simboli, talismani, pentacoli, sigilli non sono altro che un'associazione vibratoria proprio per somiglianza a quelle entità o a quelle forze che vanno a richiamare, così come il nome della persona. Anche la persona per il tramite del suo nome e per il tramite del nome di una persona possiamo agire sulla persona. Questo è il motivo per cui abbiamo tutti un nome ufficiale, ma il nome di ciascuno di noi è noto soltanto a Dio, perché conoscendo il nome avremmo assoluto potere su quella persona. Questo vale anche per tutti i geni, gli angeli o quello che sia. I nomi che noi conosciamo non sono i veri nomi, sono solo i nomi pubblici, i nomi che noi possiamo conoscere appunto pubblicamente, ma se noi conoscessimo i veri nomi, questi spiriti sarebbero completamente al nostro servizio. Così come noi, se conoscessero il nostro vero nome, saremmo, come dire, schiavi, diciamo così, della volontà di qualcun altro che si impone alla nostra. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua e vi saluto, vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.